Arrivati negli alberghi più improponibili dell'Asia centrale in Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan. Nel 2009 noi abbiamo fatto Venezia-Pechino in corriera per portare conoscenza di terra e cultura veneta in giro per il mondo con un'operazione speculare rispetto a quella di Marco Polo, e io sono stato il reporter ufficiale di questa spedizione. Ho viaggiato un mese in terre sconosciute a raccogliere testimonianza di questo viaggio che per me è stato qualcosa che mi ha aperto. Se c'è un vero momento in cui io sono entrato nel futuro di allora, nel presente di adesso, è stato quello. Io viaggiando 25-26 giorni in corriera, perché poi 4 siamo stati fermi a Pechino, ho scoperto di avere energie che non sapevo di avere, perché durante il giorno io filmavo quello che succedeva dentro e fuori dalla corriera, raccontavo le città che visitavamo, la sera arrivati negli alberghi più improponibili dell'Asia centrale in Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakistan, cercavo in qualche maniera di approfittare delle connessioni internet molto avventurose. Pensa che era il 2009 e pensa che era il Turkmenistan, per scaricarmi le immagini, ero ancora con le cassettine mini DV, per selezionare, caricare, per fare i resoconti al telegiornale.